lei è un guardiano sulla salute alimentare, perché il suo servizio va a mettere le multe in giro, giusto, a controllare anche se la carne è buona o non è buona. Ma siamo sicuri che la carne che viene dai paesi di recente adesione all'Unione Europea è una carne sana? E siamo sicuri? Posso rispondere? Beh, sicuri, la sicurezza assoluta non c'è mai, però io direi che la carne che anche se viene da paesi comunitari, e anche la Romania è entrata, lei faceva l'esempio prima, Romania, Bulgaria, Ungheria, che sono i paesi che sono entrati in comunità europea più di recente, però quantomeno la carne che esportano deve rispondere a dei requisiti comunitari, deve essere etichettata come la carne che etichetta Colomberotto o Leiballi, e quindi io direi che in linea di massima noi dobbiamo essere sicuri, siamo sicuri. Io se dovessi dire una cosa senza problemi direi ai consumatori italiani di consumare carne italiana. Ma anche il ministro Gaeta. Anche il ministro, bene, io non ho l'autorevolezza del ministro. Dire, sai, non si potrebbe? No, Antonio, non si potrebbe dire. Ma io non voglio prendere multe, non si potrebbe dire. Io ho solo posto il problema, siamo sicuri che quella carne lì è una carne che ha gli stessi requisiti della carne nostrana? Sicuri, dottor Gandhi, siamo di nascere e di morire, però io dico che la carne comunitaria è una carne Vecchio sicura. e poi Claudio Bernardi ha chiesto la parola. Gli standard di qualità sicuramente a mio avviso non ci sono. Come dire, un conto è che vado a comprare l'animale al limite, non sono un esperto ovviamente, ma parlo perché leggiamo un po' tutti i giornali, acquisti l'animale e lo fai, come si dice, si ingrassa eccetera, e poi si macella nel luogo dove è stato acquistato e quindi cresciuto eccetera. L'altro discorso è andare a comprare l'animale già cresciuto e da macellare. Io penso che da questo punto di vista non siamo certi dello standard qualitativo, come è stato allevato, in che modo, siamo sicuri che tutti i requisiti alimentari europei siano stati Giovanni utilizzati? Vecchio, allora siccome qua mi è arrivato un filmato incredibile, perché correva già voce che qua sentivo dire gente, ma guarda che usano la segatura dei mobilifici con le colle, con tutti gli impiastramenti, con tutti i prodotti chimici di degrado che vanno in queste segature, che poi rovinano un po' anche, ti rendi conto, l'ambiente, perché dovrebbero essere smaltite in discariche. Le segature dei mobilifici dovrebbero essere smaltite in discariche. Sbaglio, Giovanni? Materiale speciale, sicuramente. In discariche, perché sono altamente tossiche. Inquinanti, sono altamente tossiche. E qua sai che c'è un pourparlers, c'è la gente che dice qua Vox Populi, Vox Dei, che c'era qualcuno che faceva il furbo, che riciclava queste segature e le portava nelle stalle. Sì, ma per fare per metterle per terra. Farle come lettiera. Per farle come lettiera. Ma non sarebbe permesso. Non sarebbe permesso di usare la segatura per farla come lettiera. Non sarebbe permesso. Anzi, è vietato. Non sarebbe permesso, perché è un prodotto da discarica, soprattutto quelle dei mobilifici. No. Se contengono sostanze tossiche e le contengono sostanze tossiche, colle, coloranti. Cosa potrebbe, dopo vi faccio vedere un filmato, cosa potrebbe fare a un animale che si trova alle segature dei mobilifici alle gambe, per esempio, o alle inalazioni? Ecco, adesso lei mi porta in un argomento che è più che altro, non ha riflessi diretti sulla carne, o meglio, le segature possono essere anche utilizzate, non lo so, se sono segature di legno puro, che non contiene coloranti, che non contiene sostanze tossiche, che non contiene colle, se vengono usate per fare la lettiera è una cosa che ai piedi fa solo bene. Se invece usiamo segature che sono prodotti di scarto, di vernici, dove che inevitabilmente l'animale quando pascola, quando circola nel box eccetera, involontariamente anche introita parte di queste, intossica la carne, prima di tutto intossica la carne, ma non è che nella carne ci siano residui di queste sostanze, bisognerebbe che ne mangiasse tante. Le sostanze chimiche eccessivamente volatili possono sicuramente. Dopo la pubblicità vediamo un piccolo filmato che è arrivato su proprio un camion che porta segatura alle stalle.